Madonna! Oddio mio! Oddio! Siamo a Vic, nella frazione di Frassenè di Voltago a Gordino, dove la notte scorsa in questo fienile è divampato un incendio che ha intaccato i tetti di 3 delle case adiacenti. Tragedia sfiorata, l'incendio divampato la notte scorsa ha spaventato e non poco. Per fortuna non ci sono stati feriti. Noi siamo arrivati, mi sembra, verso le 11 e ho visto, un contesto abbastanza apocalittico. Ho pensato a subito al peggio per tutte le abitazioni qui di località Vic e anche per i fienili. Abbiamo detto siamo in sicurezza verso le 4:30 del mattino, quindi capite che le ore non passavano mai. Panico tra i presenti, il quarto d'ora passato in attesa dell'arrivo delle prime squadre dei vigili del fuoco è sembrato infinito. E mio figlio è arrivato in camera, mi fa: papà, c'è un disastro. Ho guardato dalla finestra di casa mia, che questa qui è adiacente all'incendio, ho visto un bagliore allucinante, sono uscito sul terrazzo, c'era un caldo micidiale. Ma è venuto mio fratello a chiamarmi che vedeva già le fiamme alte e praticamente l'incendio è partito da questo fienile che vediamo qui sotto. Ho preso in mano l'estintore e ho cercato di andare nella casa perché sapevo che ci abitavano 4 persone, ho cercato di andare a vedere se erano uscite o se erano ancora dentro. L'inferno. L'inferno sì, perché cosa fai? Ti senti impotente di fronte a fiamme alte ai 15 metri, cosa fai? Inizialmente in via Prudenziale sono state evacuate una trentina di persone. Noi ieri appena siamo arrivati abbiamo evacuato circa 25 persone. Alle 5 di mattina erano rientrate tutte le persone più o meno delle abitazioni che non erano state interessate alle fiamme, mentre abbiamo una situazione allo stato attuale che in questa abitazione ci sono insomma una famiglia di 4 persone con 2 minori e questi sono residenti stabili durante tutto l'arco dell'anno, mentre qui sotto ci sono 2 famiglie di seconda casa e quelli questa sera torneranno insomma nel loro comune di residenza. In una decina sono stati ospitati da parenti e amici e solo 3 hanno preferito dormire nelle scuole elementari attrezzate per fare fronte all'emergenza risoltasi grazie all'intervento di vigili del fuoco effettivi e volontari di Agordo, Belluno, Caprile, Cosaldo e Canale d'Agordo. E come ho detto anche quei 30 cittadini che hanno fatto la differenza anche loro. Grazie di cuore davvero a tutti per il supporto. Le operazioni di verifica di eventuali focolai sono proseguite per tutta la mattinata, mentre venivano anche effettuate le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza degli immobili, poi posti sotto sequestro per approfondire le cause dell'incendio. Tra le ipotesi ci potrebbe essere il malfunzionamento di una caldaia per il riscaldamento o un cortocircuito elettrico. La fortuna ha voluto che non ci fosse vento e che le fiamme siano divampate quando la gente era ancora sveglia, dando così immediatamente l'allarme.